That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love it, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like a downfall with a little bit of tender and emotional sexual. Buonasera, buonasera. Grande giorno è arrivato per Artegna, perché è una delle tante comunità che con Telefriuli Estate andiamo e andremo a visitare. È una località amante delle tradizioni popolari e tradizioni tipicamente friulane. Qui c'è la festa dei borghi. Siamo all'esterno del bar da Luciano, il nome è maschile ma la titolare, come vedete, non è un maschio, bensì è una femmina. Saluto Monica, buonasera. Buonasera Daniele, buonasera Telefriuli. Io sono titolare del bar da Luciano di Artegna, gestisco questo bar da 22 anni. Il bar da Luciano è il nome storico del locale, ha iniziato l'attività nel 1956 dal papà di Claudia Siega. E io praticamente sono felice di essere qua, che sono 22 anni che comunque supporto un po' il paese, i miei clienti sono affezionatissimi e mi fa piacere di essere qua ad Artegna. Ecco, senti, Luciano chi era? Luciano è il gestore precedente in cui ha gestito per quasi 50 anni l'attività. E quindi il nome è rimasto sempre da Luciano, chiaramente per mantenere il locale storico di una volta, che ci tengono i figli a mantenere questa attività ancora in piedi. Allora, questa era la titolare, vedete che la nostra Miscoria ha inquadrato la facciata, qui c'è tutto l'occorrente per rendere frizzante questa serata ad Artegna, e là si spina la birra. Qui abbiamo la parte vinicola, là si spina la birra e vedete che la signorina è pronta, anzi prontissima. Che birra è? Intanto come si chiama? Buona serata Corina, Ma benvenuti Telefriuli, benvenuti, contenta di vedervi. questa sta cantando, cara Miscoria, e dov'è il microfono? Parlo un po' tanto, sono l'animatrice della serata, ragazzi scusate ma ce l'ho in borsetta, ecco. Non serve, cara, non serve. Le birra, c'è solo la bionda? C'è solo la bionda, buonissima, freschissima. Scusa, è italiana o no la birra? Birra italiana, italianissima. Ma perché lei quando parla fa così, fa ginnastica? Stavo mettendo a posto il microfono. Stava mettendo a posto, questo è importante. Allora, li vedete, queste sono le anime che caratterizzano il bar da Luciano. Avete tanti clienti abituali? Sì, molti, tanti, sono tanti anni che sono sempre quelli, si sono anche aggiunti altri sono mancati purtroppo per motivi di anzianità o malattie, però si sono entrati comunque altri, sì. Allora, ti lascio al tuo lavoro e vado da questo signore che saluto e ringrazio, è il sindaco di Artegna Marangoni, ma dobbiamo ricordare, Alessandro Marangoni, dobbiamo ricordare che è anche il presidente della comunità della montagna. Alessandro. Sì, buonasera a tutti, sì, sindaco di Artegna, presidente della comunità di montagna del Gemonese. Artegna un po' si ritrova, in realtà si ritrova tutta l'estate con i suoi eventi estivi per promuovere i suoi splendidi paesaggi, le sue splendide realtà come il castello, il colle di San Martino e quant'altro. Ma agosto storicamente è sempre stato un mese di ritrovo, un mese di collaborazione, un mese in cui veramente Artegna festeggia e si ritrova anche attorno a quelle che sono delle tradizioni nate all'inizio degli anni '80, quindi con il Palio dei Borghi, che dà la possibilità a tanti ragazzi e non solo di incontrarsi, di conoscersi e di così instaurare rapporti importanti e duraturi per il futuro, perché i nostri paesi crescono, si sviluppano soprattutto grazie al mantenimento di queste tradizioni, di questi valori e valori che sono anche portati negli anni dalle piccole attività commerciali, dagli esercenti. Qui siamo fuori proprio da un'attività
un bar storico di Artegna, ce ne sono anche diversi altri che sono un contesto sociale veramente importante, uno dei contesti sociali importanti all'interno delle nostre comunità friulane e quindi anche di Artegna. Ecco Alessandro, dobbiamo dire lassù c'è quella chiesa che in questo momento la nostra Chiara sta inquadrando. Ci sono dei programmi proprio ai piedi di quella chiesa di investimenti importanti? Sì, allora quella inquadrata adesso è la Santa Maria Nascente, che è una delle chiese, poi sopra lei vediamo spuntare proprio l'Angelo di San Martino, che è proprio posto sopra la chiesa di San Martino, che è la chiesa più storica che abbiamo sul colle. Sì, colle che ha già avuto grandi investimenti in passato e sul quale stiamo progettando e programmando attività per il futuro. Abbiamo ingenti investimenti derivanti proprio da contributi regionali che sono in corso d'opera. Mi riferisco in particolare a quello che è il parco archeologico che andrà poi a completare il colle di San Martino e quindi andrà un pochettino a legare tutto quanto è presente già sul colle di San Martino adesso. Allora vedete che il sindaco fa un discorso serio e quindi la scoperta di questo parco archeologico e soprattutto la sua valorizzazione, ma qui ad Artegna c'è il colore, vedete questi due ragazzi, quest'uomo con questo paio di occhiali piuttosto vistosi. Questa potrebbe essere anche l'edizione del Palio dei Borghi, lo dico anche nelle altre dirette, l'edizione della ripartenza dopo 2 anni di silenzio. Sì, è l'edizione della ripartenza, l'anno scorso c'era stata un'edizione ridotta, quest'anno è l'edizione della ripartenza perché è un'edizione veramente sentita e riproposta a livello, diciamo così, di comunità, dove tutti stanno partecipando, pro loco in primis, con i ragazzi che organizzano i vari borghi, le associazioni, quindi anche la SD Arteniese, l'amministrazione, tutti in collaborazione per poter veramente far crescere e ritrovare questi valori, questo Palio dei Borghi, questa festa del Ferragosto arteniese che ha sempre caratterizzato Artegna nell'ultimo secolo. Ecco, abbiamo visto il transito della polizia locale che ringraziamo per il supporto, quindi ci saranno loro perché, sindaco, fra poco cosa succede? Tra poco succede che qui proprio sul centro del paese partirà poi da Piazza Marnico e scenderà qui su Via Villa per arrivare poi al polifunzionale la sfilata dei borghi, quindi 5 borghi di Artegna in cui è divisa, chiamiamole macrozone, ma sono borghi storici, quindi storici nel senso della competizione iniziata negli anni 80 che ha incluso nei vari borghi delle diverse vie, quindi avremo i borghi Borgo Villa, quindi il centro, poi ci sarà il Sornico che è la parte nord, Salt diciamo poco più a nord di Villa e poi ci sarà Sottocastello e Sottomonte. Tutti i borghi assieme transiteranno sul centro per poi spostarsi al polifunzionale e festeggiare assieme questa prima serata dove si aprirà ufficialmente il Palio dei Borghi 2022. Quest'uomo con questa casacca verde, Borg di Somonte, che vuol dire sotto il monte. Sottomonte, esatto, Borg di Sotmont, all'era Sotmont in Furlan, dopo che di Somont, perché io non faccio parte della borgata di Somont, ho tantissimi amici ovviamente, l'hanno trasformato in Somont e credo sia storico questo, diciamo così, un termine friulano, Somont, e lui, oltre a essere facente parte della borgata di Somont, è anche l'assessore allo sport del comune di Artegna, quindi ognuno in questo periodo si schiera con il proprio borgo e cerca di partecipare al palio. Ecco, assessore, il motocoltivatore con un metodo tradizionale, ovvero sia con la corda è stato messo in moto, questi si stanno preparando, fanno parte del tuo borgo. Esatto, fanno parte del nostro borgo, del mio borgo, adesso stanno andando in piazza per il ritrovo assieme agli altri borghesani. Ecco, il sindaco diceva che questa è una storia che parte da lontano, no? Questa è una tradizione che parte da lontano. Parte da lontano e soprattutto coinvolge non solo i ragazzi, ma come si vede nel mio caso anche gli adulti e anche i signori di una certa età, perché il palio è sentito per tutte le fasce di età. Ecco, però vedo tanti giovani che... Quello sì, principalmente, visto il folklore che si crea in questa occasione, sono i primi che vengono coinvolti e contribuiscono a rendere tutto questo molto più magico. Senti assessore, ma sono conigli con le orecchie verdi? Sì, il nostro borgo, ogni borgo ha il suo animale di riferimento, il nostro è il coniglio, la lepre, e quindi per questo si vedono in Somont tanti conigli.
Senti, verdi perché, e conigli perché siete più veloci? No, i colori dovrebbero essere perché il Borgo di Saumont è uno tra i più verdi del paese e poi ogni borgo ha il suo colore, insomma, di riferimento. Senti, verrebbe da dire che queste sono cose che si fanno a carnevale, no? Sì, molto simili. Questo è solo per, diciamo, di buon auspicio alla partenza del palio che parte oggi con questa sfilata qui. Quindi è un buon auspicio. Assessore, grazie. Io volevo andare un attimo, questi sono clienti abituali. Sì, questi qua sono tutti clienti abituali, anche dentro ci sono. Ma quell'uomo con la barba e la Questo sì, questo è un cliente storico che ogni giorno puntualmente lui arriva da noi con i suoi sprizzetti, ci vuole un sacco di bene. Come si chiama quell'uomo? Si chiama Giancarlo. Giancarlo Adotti. Lui dice che non buca bene il video. Cosa stiamo bevendo? È uno sprizzetto così, no? Normale, no? Lei conosce questa signora e queste due signore? Beh, ci conosciamo tutti, insomma, no? Internos. Internos. Un grande dialogo, sì, quindi... Come si chiamano? Lei le conosce? Beh, adesso... pardon, strambalotterei, ecco. Alba e Sabine. Allora guarda, io mi metto fra Alba e Sabine, cara Miscoria. Dica precisi. Che fra 10 minuti e un quarto d'ora verrà offerto l'affettato misto con formaggio e quant'altro dalla cooperativa Maxi di Artegna. E noi saremo qua a testimoniarlo. Certo, Mi torni a ricordare i due nomi delle due signore. la signora Alba e la signora Sabine. E la piccola? Questa è mia figlia, è la mia piccolina di 7 anni, si chiama Martina. Ciao Martina. Ed è aiutante anche lei, collaboratrice del bar. È abbronzata perché sarà stata al mare e al centro estivo. Sì. Eccola lì. Io volevo andare da queste due signore, poi andiamo in pubblicità. Dicevamo, vi chiamate? Alba, Sabina, Cosa state bevendo? birretta piccola fresca. Idem. Uguale. Da dove arrivate? Voi abitate a Artegna? Io sono di Buia. Tarcento. Buia e Tarcento, quindi è un bar quasi internazionale, il bar da Luciano. Le vedete queste macchine? Noi adesso andiamo in pubblicità e poi vi racconteremo, perché siamo in attesa dell'arrivo dei 5 rappresentanti, 5 gruppi dei borghi che sfileranno proprio qua davanti. A tra poco. It's like a powerful with a little bit of tender and emotional sexual. It's like a powerful with a little bit of tender and emotional sexual. Seconda parte di Telefriuli Estate e come ben sapete noi abbiniamo alla musica, alla cultura, anche il ben di Dio che la nostra Miscoria sta inquadrando in questo momento. Erika. Ciao, Damiano. È una dipendente della cooperativa di Artegna che si trova proprio davanti al bar da Luciano. Che cosa ci hai portato? Allora, vi ho portato uno speck Valsenales, che è trentino, una porchetta della zona e una soppressa. Voglio dire, da voi c'è questo, avete un bel banco affettati, no? Sì, certo. Abbiamo anche cose tipiche diciamo, di Osopo anche, abbiamo i salami. Poi abbiamo latteria di Campolessi, le ricotte, lo stracchino, abbiamo anche il formaggio e poi insomma un po' della zona. Senti Martina, cosa aveva in mano fino a poco? Questo qui è un formaggio di Campolessi. Allora io vado da Martina perché voglio che me lo dica lei. Martina, ma a te piace più gli affettati o il formaggio? Più il formaggio. Il formaggio, Martina, deve essere fresco o un po' più stagionato, tipo il grana? Fresco. Fresco. E ti piace più col pane o con la polenta, Martina? Con la polenta. Chi è? Non so se avete notato lo sguardo Io Martina vieni con me che andiamo a sentire la musica, ti va? No, perfetto, evviva, somiglia a qualcuno in questo caso, possiamo andare da questa parte. Ringraziamo comunque Martinelli che ci ha offerto dalla cooperativa questo ben di Dio. Che adesso è a Tarvisio. Adesso lavora a Tarvisio in un altro supermercato alla Maxi. E Daniel è il direttore della cooperativa. Allora Martinelli è il titolare. Fino lì ci siamo arrivati. Vado da questa parte e andiamo dai Sunas. Questi sono sempre altri clienti. Da dove arrivano i Sunas? Dov'è l'uomo di Artegna? L'uomo di Artegna
è questo qua col clarinetto. Ti chiami? Michele Liva. Mi presenti il gruppo? Allora, siamo 4 improvvisati, diciamo. E niente, come ho detto, io sono Michele Liva, sono il clarinetto. Abbiamo Luca alla fisarmonica, Luca Grasselli, e suo padre all'iron, chitarra e strumenti vari che appaiono nel corso delle nostre dimostrazioni. E ultimo ma non ultimo abbiamo Francesco Mosca al saxofono. Cosa ci fate sentire? Cominciamo un po' di Villotte Friulane. Vedo Non c'è pace però. Abbiamo sì un pezzo romagnolo. Dai, facciamo Non c'è pace, partiamo, andiamo con Non c'è pace. Ecco, avete visto questo individuo? Aveva questo strumento suppletivo. Tipico, è tipico, qua ci vuole un po' di esperienza, qualche anno di conservatorio, perché soprattutto non è tanto la tonalità, è non sbagliare mira, è importante. Non sbagliare mira, mi scoria, quindi giustamente è un'indicazione. La pratica è pratica. Insomma. Pratica è pratica, quindi a questo punto con cosa andiamo? Con che brano, caro? Con le Villotte Friulane allora? Andiamo con le Villotte Friulane. Ok. Via.
Grazie Sunas, ci vediamo più tardi. Noi adesso andiamo da questa parte e andiamo a conoscere un po' più da vicino questo appassionato di auto, quindi dov'è? Dov'è? Sì. Vanni, ecco, se lo facciamo arrivare io vado intanto, io vado da Vanni intanto, vado dalla moglie di Vanni e quindi il marito esca perché io devo correre, quindi andiamo da questa parte. Allora Vanni sta arrivando, ecco, speriamo. Ci può raccontare, visto che lei è la metà di Vanni, che macchine sono? Allora, questa è un Excalibur, che è una marca americana ed è stata prodotta dal 65 all'89 per pochi anni e produceva solo macchine che si basavano sui modelli degli anni 20 e 30, tipo le Studebaker e le Mercedes degli anni 20 e 30. E quindi è stata prodotta questa, in 5 serie è stata prodotta, questa è la quarta serie dell'82, è un 5007 di cilindrata, è bella, adesso la usiamo per fare i matrimoni, come vedi è stata addobbata per l'ultimo matrimonio, l'ho lasciata così com'era. Che altro c'è? Senti, dove tenete questo gioiello? È in casa, abbiamo il garage ovviamente, al riparo. E il mantenimento non avete mai messo mano su questa macchina, no? No, a dire la verità sui motori americani non c'è molto da fare, sono dei grandi motori affidabili, c'è poca manutenzione. Allora, intanto che arriva Vanni, andiamo da questa signora che si chiama? Ania. Ania, questo è un bel bolide, quanti cavalli ha? Questa ha 310 cavalli, è un 3007 a benzina aspirato. Ed è però del 2014, quindi è più giovane dell'Excalibur, è sempre americana, è importata dalla California, quindi è stata targata prima in California, poi importata in Germania e è arrivata in Italia. Senti, da una parte vedo la bandiera del Friuli, dall'altra quella degli Stati Uniti. Sì, perché Stati Uniti perché è una macchina americana, Friuli perché siamo friulani e quindi un po' di patriottismo. Senti, questo è l'unico bolide che avete in casa? Sì, certo, sì, è l'unico. Non è una prima macchina? No, in realtà sì, è la mia macchina, vado al lavoro. Che lavoro fai? Ma sono operaia. Quindi tu arrivi in fabbrica? In fabbrica. Quindi sanno quando arrivi? Sì, mi sentono. Allora, io vi ringrazio, fra poco vedremo Vanni, storico titolare della grotta. Adesso noi ci fermiamo perché vogliamo mostrarvi l'arrivo dei borghi. Allora, abbiamo visto il primo gruppo di scatenati. Voi siete? La Villa. Ecco, raccontami un po' com'è il vostro borgo. Allora, il nostro borgo è praticamente il borgo del centro del paese, infatti la via principale è la via Villa, da cui il nome è il borgo Villa, dopodiché comprende anche la piazza e alcune vie laterali. Questi sono altri borghi? Sì, questo è un altro borgo, il borgo di Sornicco. Allora, adesso vedremo anche il rappresentante del borgo di Sornicco, ve la vedrete perché ci sono dei giochi? Sì, ci sono moltissimi giochi, c'è il calcetto, c'è la pallavolo, c'è il cibè che è un gioco tradizionale, ci sono le freccette, c'è la bale pignotte che è un gioco tipico di Artegna, proprio per noi pignos, ci sono moltissimissimi giochi. Senti, ma la cosa bella è che vedo anche in questo secondo borgo prevalentemente ragazzi, giovani. Sì, sicuramente coinvolge soprattutto i ragazzi giovani, ma anche la cena del borgo può essere un momento per coinvolgere insomma tutte le fasce d'età, e proprio questo è il bello del Palio, che
si può vedere finalmente tutta la comunità unita anche dopo un periodo come quello del Covid. E lei chi è? L'altra capoborgo. Siete in due? Sì, ci sono sempre 2 capoborghi per ogni borgo. Questo serve appunto per dare uniformità, darsi una mano, anche perché comunque dietro c'è un lavoro abbastanza. La coroncina bianca? Coroncina bianca perché il colore della villa prima era il bianco, poi per questioni diciamo organizzative e logistiche il colore è diventato il nero, però a noi piace sempre ricordarci che avevamo un altro colore, quindi andiamo sempre in giro con il bianco e il nero, infatti sono i colori del panda. Grazie a Borgo Villa e adesso andiamo, vediamo che istruzioni sta dando e guardate è un arrivo continuo dei rappresentanti. Tu ti chiami? Daniele. Borgo? Surnins. Dov'è Surni? Dov'è il Borgo Surni? Siamo quelli più vicini a Gemona, un borgo bello vasto ma non siamo in tantissimi. Perché è particolare il vostro borgo? Perché è particolare? Perché non vinciamo mai. Benedetta la sincerità. E tu invece sei la sua amorosa? Sì, no, sono la sua co-borghesana, capoborgo. Di Senti, ma nel vostro borgo pesano più le donne o i maschi? E i maschi, ma cioè, nei giochi i maschi, ma perché le femmine non sono sportive, quindi abbiamo un dislivello. Abbiamo un dislivello. Chi sono questi che arrivano? Questo è Sottocastello. Sottocastello. Loro sono le capoborghe di Sottocastello. Ma allora, non parlare bene con loro. Ascolta, Sornicco, non c'è competizione. Sorridono e dicono che non c'è competizione. Queste sono vestite di giallo, ti chiami? Io Alice. Desiree. Allora, però lei è tinteggiata e tu... No, io sì, ho avuto qualche problema tattico, però vabbè, non importa. Senti, sulla vostra maglietta cosa c'è? Allora, abbiamo tutti i simboli di ogni borgo, il nostro è il cavallo, la maglietta è gialla, colore del nostro borgo, Sottocastello, e poi ci sono tutti gli altri, il panda, il gambero, il coniglio, lo scoiattolo. Siete pronte a vincere? Assolutamente sì. Sperin ben, va? Sì. Sperin bene. Sperin ben, sì. L'anno scorso, magari forse non c'era, forse era il Covid. No, abbiamo fatto qualcosa, però più in piccolo, diciamo, visto la situazione. Quest'anno volevamo fare le cose più in grande, ecco, e ce l'abbiamo fatta, direi. Guarda che bei sorrisi, quindi siete ben felici che questa festa si faccia. Veramente, è sempre stata molto ben voluta e sentita da Artegna. Allora, direi che vediamo se i ragazzi possono andare avanti, anche perché l'assessore sta gestendo il normale deflusso. Guardate, ci sono bambini, ci sono anche i genitori, ci sono papà, mamma? Sì, genitori, bambini, ragazzi anche. E adesso dove andate? Adesso andiamo al polifunzionale dove facciamo la festa di inaugurazione per il palio e poi iniziamo con i primi giochi, col taglio del tronco. Senti, queste sono tradizioni che facevano anche i vostri genitori probabilmente. Sì, è una cosa... Mi ha mostrato la lingua. È una cosa che si è fatta da tanti anni, adesso non mi viene in mente il primo anno in cui è stata proposta, però per un periodo c'è stato uno stop e un gruppo di giovani ha deciso di riportarla ad Artegna e direi che l'idea è stata ben accolta da tutti, anzi non vedevamo l'ora. Senti, questo è sempre il vostro... Sì, il nostro carro. Ma quanti siete? Noi come borgo? Ma saremo una 50, cioè come borgo totale siamo tantissimi. E adesso chi arriva? Adesso arriva Salt, è quello un po' più odiato da tutti, Perché? Dobbiamo essere Ma sinceri. Ma perché sono un po', non so come dirlo senza essere volgare. Però sono belli agguerriti questi qua, vedo dei pirati. Sì, ma se la tirano un po', ecco. Se la tirano un po'. Questa è una nave, guardate, grazie allora. Di niente, grazie a voi. Guardate, questa, ma chi sei? E questa chi è? Forza Salt! Ma scusa... Liberate il Kraken! Liberate il Kraken! Assessore, ma da dove arrivate voi? Noi siamo del borgo di Salt. Aspetta, dovreste bloccarli, dite che non mi scappino però. Che non mi... Sono scappati. Mi sa che il Kraken... Allora, ecco, raccontatemi un po' dove si posiziona ad Artegna. Allora, Artegna si posiziona nell'unico posto dove c'è l'unico
torrente, fiume, dove tutti ad Artegna vanno a fare tuffi, vanno a divertirsi, quindi abbiamo scelto una coreografia piratesca per entusiasmare un po' il pubblico. Senti, cosa c'è di speciale nel vostro borgo? La passione, lo stile, la grinta, il coraggio, la voglia di vincere. Nessuno ha il nostro animo, noi abbiamo un fuoco, noi abbiamo voglia di vincere. Noi veniamo qua solo per una cosa, vincere. Cioè, tu capisci, hanno il fuoco dentro e le conigliette che... Ah no, loro li lasciamo al posto molto tranquillamente. Ma non sono del vostro borgo? No, noi siamo quelli vestiti di blu. Non ci si confonde. È un errore che confonderci. Queste coniglie cosa mangiano? Intanto siamo lepri. Chiedo scusa, ecco, così mi ha corretto in diretta. Grazie, questo è un lepri. Quanti anni avete? Io 19. 31. Perché me lo dici così? È giusto, bisogna sorridere, stai scherzando? No, sto chiedendo. Senti, una cosa importante da visitare nel vostro borgo. La grotta. La grotta, Una no, grotta? però il borgo in sé per sé proprio, cioè è accogliente al 100%, quindi... Adesso sono finiti, non ce ne sono più? No, finiti, noi siamo stati gli ultimi. Gli ultimi saranno i primi. Gli ultimi saranno i primi. Senti, come si vive a Artegna? Benissimo. Ci sono tante attività per i giovani, organizzate dai giovani e aiutano tanto la comunità. I ragazzi organizzano molte attività che aiutano tutti. Allora, la serata come si articolerà? Allora, c'è la sfilata, poi arriviamo giù, c'è un po' di baldoria, mettiamola così, cioè quindi molta festa e quant'altro, e poi ci sarà il primo gioco del palio, che è il taglio del tronco. Ecco, senti, dove pensate di riuscire a prevalere? Pallavolo o la Coppa Chiosco, non lo so. Visto l'orientamento mi porterebbe a... Coppa Chiosco. magari le vincete tutte e due, no? Oddio, magari anche più di due. Magari vinciamo il palio. Scusa, vince chi? Chi vince più competizioni? Va a punteggio, nel senso è classificato a punteggio, quindi chi fa più punti vince. Quindi speriamo, incrociamo le dita e in bocca al lupo a Sommonte. E vi aspettiamo a Sottomonte. Hai capito, Miscoria? Adesso noi ci spostiamo da questa parte e vediamo se è arrivato il Vanni che però non vedo ancora. Quindi io direi che possiamo andare, Chiara, chiudiamo questa parte con un brano musicale, vediamo se Monica riesce a portarmi fuori Vanni, che non vedo, continuo a non vedere. Salutiamo questo signore, guardate il fisico di quest'uomo. Scusami Chiara, tu sei di Artegna? Di Montenars. Montenars, sei un cliente abituale di questo? Sì. Cosa hai fatto nella vita? Lavorato. Che hai fatto? Carpentier, edilizia. I mestieri che non si cercano, trovano più adesso. Finiscono, non si chiama poi. Grazie. E questi siete sempre di Artegna voi? No, siamo di San Daniele del Friuli. Cosa fate qua? Siamo qua per aspettare lei. Ah, grazie carissimo. Anche tu sei di San Daniele. Guardate, qua stiamo rappresentando il paese che si fa quando? Prima domenica di settembre. Ecco, quindi ricordiamoci anche questa cosa, Telefriuli seguirà sicuramente questo evento, l'uomo della trombetta potrebbe essere... È cambiato adesso, lui suona lì. Cosa ci fate sentire? Una canzone del trio Pacai, una musica del trio Pacai, Fieste. E allora sentiamo Fieste. Pacai.
Molto bene, questa era la terza parte di Telefriuli Estate. Capite che ad Artegna non ci si annoia, e con dei professionisti di questo tipo ancora di più. Erano i Sunas, noi adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo molto volentieri con voi. Cioè, avete visto? Quella era Ania, 300 cavalli sotto il motore, e questi sono potenti quasi come un Mustang. E cosa sentiamo? Adesso un valzerino, il valzer di Pacai. Mi raccomando in sol. Mi raccomando in sol, quest'uomo che lo vediamo spesso al Duomo di Tarcento. Ma va? Spesso. Ce n'è uno uguale che gli assomiglia. Ho il mio sosia adesso che sta preparando l'altare. Esatto. Non so se avete visto, che strumento è quello? È un sonaglio da piede per accompagnare, insomma, al ritmo. Visto che siamo solo in 4, se ci vorremmo in 5. Ma questo ricciolino, vedo che ti guarda con senso di grande ammirazione. No, perché ha paura di prendere, è mio figlio. Però guarda che ti vuole e non è ti vuole tanto bene, si vede. Non lo so, io guardavo di là e non ho visto. Io ho osservato, fa piacere vedere queste cose. Quant'è che suonate assieme? Noi qua, il gruppo, insomma, 2 anni, però anche di più perché noi facciamo parte, suoniamo per i Ballarins de Riviere di Magnano, e quindi ci siamo trovati lì e abbiamo messo sul gruppetto per continuare a suonare. Cioè, Magnano Riviera è un luogo assolutamente da visitare, perché ci sono loro, ma che ci sono tantissime altre cose. È una bomboniera, vi suggerisco di venire a visitare. Io posso per me... La prossima settimana, dopo Ferragosto, anzi scusi.
partiamo con il gruppo del Ballerini delle Riviere per la Macedonia del Nord, andiamo via anche noi. Quindi dominerete la scena in terra balcanica. Certo. Il presidente dov'è? Non c'è, sarà a lavorare, penso. Si chiama? Natascia Finotto, quindi sarete voi. Via lei, ci porta via in corriera. Cioè, guida la Finotto? Guida la Finotto, bravissima. Bravissima. Fa tutto. Tutto, quindi è una factotum. E quindi alla Finotto dedichiamo un brano e a tutto il gruppo dei Ballerini delle Riviere. Ah, è bene, facciamo Autobahn. Autostrada, Autobahn, andiamo. Per la Macedonia. Guarda, le Asclise non va lontane dal cioc, quindi Veluca. E allora noi adesso ci fermiamo veramente 2 secondi, ci spostiamo e andiamo a chiudere questa puntata di Telefriuli Estate. Grazie ai Sunas e quindi buon viaggio per la Macedonia, ma sono sicuro che ci vedremo molto presto. Grazie ragazzi. Arrivederci. Ma chi sta chiamando? E sa che senza cellulare adesso è difficile, vero? Cosa fa qua ad Artegna? Sono qua perché sono nativa e perché è il bar di una mia conoscente, la Monica, che tiene viva la comunità con le sue feste. E lei chi è? È un punto di aggregazione. Non vengono solo per bere taius, ma arrivano anche le donne a bere caffè e cappuccini e dunque sono qua per puro divertimento e per ringraziare Monica che solleva un po', porta un po' di divertimento alla comunità. Chi è la signora in parte? È una signora che abita a Tricesimo ed è stata anche lei invitata alla festa. Grazie mille. Allora, questo è un momento importante, cara Miss Coria, perché qua andiamo di maionese e di che?
Dove stiamo andando? Stiamo andando dai nostri cuochi, amati cuochi di Artegna, che ci hanno cucinato gli arrosticini e i panini con l'hamburger e cipolla. Scusa, gli arrosticini da dove arrivano? Gli arrosticini da Una macelleria? praticamente, li ho fatti arrivare. Ecco, e questa è la parte Cucina esterna che i nostri amici clienti ci aiutano ogni volta nelle nostre occasioni. Chi sono questi due grigliatori? Il signor Fabrizio e il signor Mauro. E là invece per quel Abbiamo la griglietta per gli arrosticini e qua abbiamo gli hamburger. Allora io direi, Chiara, se sei d'accordo, ringrazio Monica Maranzana per il supporto, Bar da Luciano, siamo ad Artegna, io vorrei andare da quest'uomo che guardate la concentrazione nello schiacciare l'hamburger. La concentrazione nello Com'è, pronto o no? Fracche. Com'è, quasi pronto? More or less, più o meno. Più o meno. Io da questa parte vedo gli arrosticini e ci avviciniamo e sono già fumanti. Di là ce ne sono una quarantina che sono già pronti. Sono fra i 3-4 minuti. 3-4 minuti, siamo quasi pronti, ma volevamo mostrarli. E quindi in questo caso li sta girando e dovremmo esserci. Quindi per dargli, scusa, là? Per dargli la consistenza giusta del grill, della cottura e quindi bisogna un attimino starci dietro. Grazie mille. Allora, li vedete, sono praticamente quasi pronti, noi siamo pronti per salutarci perché questa puntata di Telefriuli Estate da Artegna è terminata, noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci e grazie a Chiara Miscoli ovviamente. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel.